quali sono i benefici che può portare questo progetto non solo in termini di prodotti locali ma anche in termini turistici? Ma guardi, allora innanzitutto la nostra opera sarà quella di promuovere al meglio quelli che sono i prodotti tipici della zona, dell'Alta Marca, ma di tutta la provincia di Treviso. Infatti il distretto comprende tutta la provincia di Treviso, si chiama infatti il distretto della Marca Trevigiana. Questa sinergia comporta poi delle attività che noi andremo a promuovere con le scuole, perché pensiamo anche poi di fare delle convenzioni con le scuole perché comincino a usare i prodotti del territorio, e con i ristoratori, anche loro, perché si impegnino a usare i prodotti del territorio. Di conseguenza cosa comporta? Comporta anche uno sviluppo dal punto di vista turistico, perché chiaramente, ed è dimostrato che ben il 25% dei turisti nel nostro territorio vengono per l'enogastronomia, e quindi sicuramente ci saranno dei benefici anche dal punto di vista enogastronomico. Direttore, quali sono i benefit di questo progetto? Intanto è un progetto di dimensione provinciale, il distretto del cibo dell'intera Marca Trevigiana, perché Treviso è la prima provincia in Italia nella DOP Economy, la provincia che ha il più elevato valore aggiunto nei prodotti di qualità a riconoscimento europeo, nei prodotti tipici e tradizionali, con un paniere che è estremamente ricco. Quindi il primo risultato è valorizzare questo asset strategico perché l'agroalimentare è uno dei fondamentali driver per lo sviluppo del nostro futuro. Ecco, a livello locale poi l'elemento del turismo enogastronomico è un tematismo che ha un forte richiamo su turisti e visitatori, perché anche a distanza di 10 anni il turista si ricorda di un posto, di una vacanza, se ha mangiato bene o se ha mangiato male. Ecco, quindi il distretto punta proprio a far conoscere le grandi eccellenze, quindi in termini di una promozione unitaria creando il paniere dei prodotti con un marchio a ombrello che consenta anche di valorizzare le varie aree della provincia, l'area UNESCO, il Grappa, il Piave, il Sile, e poi anche sviluppare una nicchia sulla cultura gastronomica del territorio. Vice Sindaco Cigagna, quali sono i benefici che può portare questo progetto non solo per Pieve di Soligo ma anche per i prodotti locali e le aziende locali? Ma credo innanzitutto che lavorare in squadra e in sinergia tra tutti i produttori appunto dell'agroalimentare della nostra zona sia intanto una forma di scambio, di confronto che alimenta la crescita e migliora quelle che sono appunto poi anche i risultati che quelle singole aziende possono raggiungere. Ma soprattutto credo che sia un altro strumento, come appunto è nello statuto stesso del distretto, per promuovere, per far conoscere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, e quindi un'azione che promuove la qualità del prodotto agroalimentare, che va nella direzione di tutelare la salute dei consumatori, che diciamo aumenta l'appeal dei produttori perché i prodotti acquistano valore e possono quindi essere commercializzati con un punto di vantaggio rispetto ad altri, e soprattutto dà un'immagine del territorio che è sempre un territorio teso all'innovazione e al miglioramento. Oggi siamo a una giornata storica per tutto il nostro territorio del GAL, perché è una tappa importantissima per promuovere tutte le eccellenze del territorio, non solo dal punto di vista della ristorazione ma anche di tutte le nostre peculiarità alimentari. Penso che abbiamo intrapreso la strada giusta anche in vista di quello che sarà il turismo lento all'interno di questo nostro territorio dell'UNESCO, e io posso dire che essendo entrato da poco nell'Associazione delle Città Slow, questo è veramente la strada da seguire, perché vedo come ci si sta muovendo a livello nazionale e rispecchia esattamente i principi che oggi noi andiamo a mettere per iscritto con questo documento firmato da tutti noi e da tutti i colleghi sindaci. Questa è un'altra importante opportunità per il nostro territorio dopo il riconoscimento UNESCO. Questo è perfetto in sinergia anche con quello che è il ruolo che hanno le nostre colline a livello di patrimonio mondiale dell'umanità. Noi abbiamo tantissime tipicità locali, il cibo è una di queste. Tra l'altro mi viene in mente anche che noi a Soligo abbiamo la fortuna di avere la latteria di Soligo, che è un altro polo di eccellenza,
e quindi è sicuramente un'opportunità che farà sì che i turisti apprezzino ancora di più e a maggior ragione questo territorio diventato appunto patrimonio dell'umanità. Quando si sta parlando di cibo e una latteria che parte dal 1883, credo che se non diamo l'esempio noi, no, gli altri sono arrivati dopo. Io credo che il territorio tra UNESCO, ma la nostra storia, la storia del Toniolo, si presta tutto a questo e credo sia una bella iniziativa, un'iniziativa che darà i suoi frutti. Perciò siamo entrati su questo gruppo, no, con molta enfasi e forza, no, non solo come latteria ma anche come mondo degli agricoltori, perché la latteria, no, è rappresentata dagli agricoltori. Questa è un po' la nostra storia e questa sarà la nostra continuità nel territorio. Noi siamo i guardiani del territorio. Beh, sicuramente questo distretto del cibo sarà una grande opportunità. Intanto siamo una bella squadra, destra e sinistra Piave insieme per la prima volta, quindi ci saranno opportunità economiche di promozione del nostro territorio. Maser poi ha un po' di tutto, dall'agroalimentare all'arte, al paesaggio e anche all'industria. Guardi, intanto un ruolo di squadra con tutti gli altri comuni, fondamentale anche per noi, comune che chiaramente ha insieme non solo una produzione vitivinicola ma anche tutto quello che sono le piccole produzioni, dalle marmellate ai radicchi e quant'altro, quindi davvero un'unione tra comuni fondamentale per riuscire a promuovere anche quelle piccole attività che chiaramente messe insieme anche in una situazione come questa sono un po' contingentate, quindi davvero fare squadra per aiutare anche i nostri produttori. Promuovere anche il turismo. E sicuramente promuovere il turismo grazie anche alle bellezze che abbiamo sul territorio. Noi abbiamo la casa di cultura di Goffredo Parise, quindi una modalità anche per mettere insieme non solo la parte chiaramente territoriale ma anche quella culturale e metterci assieme anche con i nostri fiumi. Noi abbiamo il Piave e oltre a questo poi ci sarà anche la parte dell'Ivenza e quindi è fondamentale insomma fare squadra anche su questo. Sicuramente un'opportunità importante per tutto il territorio, un'opportunità per valorizzare anche il territorio, valorizzare i nostri comuni e le nostre comunità. Sicuramente anche importante per i nostri prodotti, per i prodotti tradizionali ma anche per i nuovi prodotti bionaturali e quindi sicuramente anche per il comune di Sernaglia questo distretto del cibo, la costituzione di questo distretto del cibo può essere sicuramente un motivo importante per accrescere i prodotti locali e per valorizzarli ancora di più.